valida con Bed che cerca di scavalcare Bradley Fox, ci riesce, va al comando Alessandro Gocciadoro, mentre è rimasto all'esterno Bonton GSO che era partita molto bene dal 9, cerca di ripiegare in corda Malice Barnaba Baba, avanza all'esterno allora Boston Trio, rimane terza la corda Blue Light a precedere proprio Barnaba Baba, Bonton GSO, poi ancora Bertaz e Battosta, la retroguardia Byron Del Ronco sulla squalifica per Bijou B. Attacca Marco Stefani con il suo Boston Trio, ma ovviamente non ottiene strada da Bed che se la fa davanti nei confronti di Bradley Fox. Blue Light, ancora Barnaba Baba che lascia codare Boston Trio probabilmente perché vuole la destra libera dopo 600 passati in 45. Ha messo ovviamente ritmo allegro alla contesa Bed che cerca di sgranare il gruppo mentre muove Barnaba Baba, va al lato di Blue Light e prova a portarsi a tiro del leader che intanto ha fatto 1 minuto e 5 decimi per i primi 800 metri di corsa. Bed in vantaggio nei confronti di Bradley Fox all'esterno, Barnaba Baba che si trascina Boston Trio che ha scelto di andare in seconda pariglia avanti a Battost. Lungo la corda ci sono sempre Bradley Fox che segue il battistrada precedendo Blue Light, Bonton GSO, Bertaz e Byron Del Ronco alla retroguardia mentre galoppa Bertaz. 16-1 il primo chilometro, passaggio davanti alle tribune con Bed sempre in vantaggio nei confronti di Bradley Fox apparegliato da Barnaba Baba, quindi Blue Light e Boston Trio, ancora Bonton GSO e Battost mentre galoppa Barnaba Baba, galoppa Bradley Fox, lasciano così isolato in avanti Bed a 600 dalla conclusione, la curva passata in 15, in vantaggio Bed nei confronti di Blue Light, prova a mettersi in moto allora Battost, Byron Del Ronco, ancora lì c'è Bonton GSO che non ha la destra libera per poter venire a correre, Bed è in vantaggio, è riaccostato da Blue Light e da Battost, la dritta di là passata in 14,7, Bonton GSO in quarta posizione, Bed è in vantaggio ma è richiesto, attaccato da Battost, Blue Light che non sa dove andare, Bonton GSO che prova a fare l'arrivo, sono apparecchiati ora Bed e Battost con Bed che fa un po' di fatica sulla curva, si piega in giù, Bonton che prova a fare l'arrivo ma Battost ha preso vantaggio, Battost se n'è andato da Bonton e da Battost in vantaggio, Bonton prova a ricucire ma Battost vince netto nei confronti di Bonton GSO, mentre per il terzo Bed dovrebbe essersi salvato dal finish di Blue Light. 2,30 il totale, 1,15,5 con la partenza coi nastri, il successo per Battost e Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo al training, la scuderia Rosso Crociata che è la proprietaria del figlio di Pascia Lest e Ortensia Gual, sempre in gran forma quando si tratta di correre dalla pariglia. Il successo nettissimo di Battost che vince nei confronti di un ottimo Bonton GSO. Bed palesa gli stessi problemi della sgambatura, l'ultima curva si attacca su una guida e non riesce più a opporre resistenza al vincitore Battost che vince con Antonio Di Nardo che fa il quick double, Gennaro Casillo idem.